sulle Dolomiti, da un pezzo a Cortina, una donna muore dopo essere precipitata per 300 metri nel canale Comici al Sorapis. In una ponte San Nicolò listata a lutto in migliaia, i funerali del 57enne morto nella strage di Suviana. Il parroco racconta quando mercoledì abbiamo chiuso il feretro, un fulmine ha colpito il campanile. Autovelox non omologati, multa bocciata in Cassazione. Il caso della tangenziale di Treviso rischia di far saltare i bilanci dei comuni del Veneto. Il sindaco di Treviso e il presidente ANCI chiama il ministero. 83enne padovana attaccata da 5 cani di grossa taglia che vivevano con lei. L'anziana è gravissima, ha perso entrambe le braccia per le terribili lesioni. Ho agito distinto, ero tranquillo, ma non so se lo rifarei, parla il tabaccaio di Schio che ha reagito alla rapina di un bandito armato di coltello. Finanziamento legale e trasparente, la deputata trevigiana del PD nel mirino delle polemiche, conferma di aver ricevuto fondi da Agenda ma esclude qualsiasi rapporto dell'associazione con George Soros. Denuncia, multa ed ASPO per 1 anno ai 2 turisti francesi autori dello sversamento di colorante in Canal Grande. Non sono giovani ambientalisti ma una coppia di 50enni, probabilmente artisti in cerca di notorietà. Giovane incameriere di una pasticceria di Conegliano trova nel locale un portafoglio dimenticato con all'interno 360 euro e lo restituisce la cliente. Non l'ho nemmeno aperto, racconta. Ben ritrovati, il telegiornale del Veneto. Partiamo con la notizia dell'ennesima tragedia della montagna. Siamo sul Sorapis, una donna, ancora le sue generalità non sono state rese nota, è precipitata un volo di 300 metri lungo il canalone Comici. Alpinista di cui appunto, come vi dicevo, non si conoscono le generalità, sarebbe scivolata per 300 metri. La ragazza è stata recuperata dagli uomini del soccorso alpino mentre i compagni che erano con lei sono scesi in autonomia dal canale. Attualmente sono fuori copertura radiotelefonica. Queste le immagini del canalone dal quale la donna è precipitata a volo di 300 metri. Siamo nel comune di Cortina, cima Sorapis, la tragedia nel canalone Comici. E poi siamo a Ponte San Nicolò nel Padovano. Oggi l'ultimo saluto ad Adriano Scandellari, una delle 7 vittime della tragedia di Suviana, almeno in 1000 arrivati per salutarlo. L'ultimo cammino insieme, la bara di Adriano Scandellari ricoperta di fiori bianchi e accompagnata dalla moglie che nemmeno per un secondo, come un pilastro, ha mai smesso di sostenere le figlie. Una famiglia che ha ricevuto l'abbraccio di un'intera comunità che oggi ha salutato Adriano, non l'ingegnere specializzato, ma Adriano, uomo buono e razionale di una fede incrollabile. Toccante il ricordo all'inizio della funzione fatto da Don Daniele Cognolato, il parroco, suo grande amico. Mercoledì scorso abbiamo chiuso il feretro, abbiamo salutato il suo volto. Nella stessa ora nella quale abbiamo chiuso il feretro e salutato Adriano, un fulmine ha colpito il nostro campanile. L'orologio si è fermato, quell'orologio che regolava lui. La chiesa gremita e il sagrato con migliaia di persone che attraverso il maxischermo hanno partecipato all'addio del 57enne vittima della strage sul lavoro della centrale idroelettrica di Suviana. Presenti anche le autorità locali. Durante l'omelia Don Daniele ha ricordato l'impegno in parrocchia di Adriano Scandellari e la sua capacità di ascoltare, il suo essere sempre scrupoloso e attento negli affetti come nel lavoro. Un uomo di una ragione così sottile e profonda. E mi veniva da chiedere come in tutta questa ragione ci fosse spazio per la fede, una fede così certa e sicura e stabile. Ti accompagniamo oggi, Adriano, e parliamo con te, parliamo ancora con te, perché nei tuoi occhi noi abbiamo visto, siamo stati visti, riconosciuti nel dettaglio, non nella semplicità, nella banalità, nella superficialità, ma profondamente. Nel passo del Vangelo letto dal fratello di Adriano, Don Leonardo Scandellari, la storia dei discepoli di Emmaus che ripartono grazie all'esempio di Gesù. Durante la preghiera dei fedeli il pensiero torna alla tragedia di Suviana e alle sue vittime, con la richiesta di garantire a chi lavora una sempre maggiore sicurezza per svolgere al meglio la loro opera. Ma Adriano era soprattutto un papà e alla fine Don Daniele ha letto le parole scritte dalle sue figlie adolescenti. Siamo tanto fieri di te.
E siamo consapevoli dell'attenzione, dell'impegno e della dedizione che avevi per il tuo lavoro e per tutti i lavori manuali che svolgevi, segnati da una preparazione e da un grande ragionamento. Anche se è passata una sola settimana, sentiamo tanto la tua mancanza. Ci mancano i tuoi abbracci, il tuo profumo, la tua voce che riscaldava i nostri cuori e il tuo sguardo che ci trasmetteva tranquillità, serenità, gioia e amore. Non smetteremo mai di pensarti e di guardarti. Sii sempre con noi, vivrai per sempre nei nostri cuori. L'applauso della comunità cerca di alleviare il dolore della famiglia, ma è soprattutto un applauso di riconoscenza per l'esempio di umiltà e dedizione di Adriano Scandellari. Per dire adesso basta alle morti bianche, sono scesi in piazza, andati a Roma, Will e CGIL in 3.000 dal Veneto. Uniti sui temi, divisi sui modi, determinati a difendere la sicurezza sui luoghi di lavoro con azioni concrete ma divisi su come portarle all'attenzione del governo. Oggi a Roma, con lo slogan "Adesso basta", sventolavano le bandiere di CGIL e Will per la marca in piazza, guidati dai sindacati almeno in 500, in 3.000 da tutto il Veneto. Noi denunciamo il fatto che si sta facendo poco o addirittura nulla rispetto al problema degli infortuni sul lavoro. Al telefono da Roma il segretario della CGIL trevigiana Mauro Visentin, che torna a denunciare il sistema degli appalti che impoverisce il lavoro e priva i lavoratori di tutele essenziali, soprattutto di formazione sulla sicurezza. Questi infortuni sul lavoro non sono più tollerabili e noi dobbiamo smuovere le coscienze. Lavoreremo, lotteremo fino in fondo per ottenere questo risultato. Così il segretario regionale della UIL Roberto Toigo. In piazza per difendere anche la sanità pubblica. Dovremo ricercare un terreno comune perché i problemi sono comuni, commenta Visentin. L'assenza dei colleghi della CISL, cui CGIL e UIL danno l'appuntamento ora al 1° maggio in piazza Monfalcone per la festa dei lavoratori. È fatica stare in piazza, è fatica scioperare, però è anche così che si porta all'ordine del giorno e si mette sotto la discussione e gli occhi di tutti, dell'opinione pubblica, e in particolar modo la necessità di intervenire in maniera urgente. Caso Autovelox, a rischio in Veneto 50 milioni di euro già messi a bilancio dai comuni. Il sindaco di Treviso Conte è preoccupato per la sicurezza stradale e si appella al governo: fate chiarezza o sarà un liberi tutti. Poi parla anche il presidente della provincia, Stefano Marconi. Speriamo che nei prossimi giorni venga messa la parola fine a questa contraddizione normativa da parte del governo, anzi lancio davvero questo appello, perché il libera tutti nelle strade rischia di diventare davvero pericoloso, perché l'idea che si possa correre in modo impunito a qualsiasi velocità in tutte le strade francamente mi preoccupa molto. Terremoto Autovelox, preoccupazione per la sicurezza stradale ma anche per le decine di milioni di euro, almeno 50 per il solo Veneto, già messi a bilancio dai comuni e che ora rischiano di saltare. La sentenza della Cassazione, che ha annullato la multa dell'Autovelox in tangenziale a Treviso, rischia di avere l'effetto di una valanga in tutti i comuni d'Italia dove è stato installato questo tipo di apparecchiatura per il rilevamento della velocità. Autovelox autorizzati dal Ministero ma non omologati, perché ancora non esistono i parametri di omologazione stabiliti, una contraddizione normativa che potrebbe tradursi in una tempesta di ricorsi con ottime probabilità di venire accolti. Solo a Treviso sono a rischio tra i 5 e i 6 milioni. Treviso che di fatto ha congelato le sanzioni che verranno elevate da ora in avanti, essendoci 90 giorni di tempo per la notifica, 90 giorni nei quali il sindaco Conte spera venga risolta la questione. Parlo per tutti i sindaci del Veneto che hanno degli autovelox che, ripeto, sono degli strumenti di sicurezza stradale. Gli autovelox, per esempio in tangenziale, ci hanno consentito di azzerare la mortalità e l'incidentalità di quella strada, e quindi chiediamo che venga fatta chiarezza, che venga corretta la norma, perché così si è creato un cortocircuito dannoso soprattutto per i nostri cittadini. Diversa la posizione del presidente della provincia di Treviso, già in passato polemico sugli autovelox utilizzati, disse, per fare cassa. A me viene in mente la ratio iniziale di questo strumento, cioè essere applicati in quelle strade extraurbane dove i limiti sono a 90 all'ora, e là insomma se si corre
92-90 all'ora mica è proprio una velocità così bassa. Nel tempo poi insomma ci sono stati abbassamenti di limiti a 70, a 50, abbiamo visto il caso di Cadoneghe, e questo insomma diventa difficile da giustificare a coloro che prendono una multa a 56 km all'ora che dedotti dei 5 arriva a 51, ed è vero che c'è una regola, ma è altrettanto vero che è una regola che è cambiata nel tempo e porta a un sentimento di ingiustizia. Parla l'avvocato che ha scoperchiato il caso di Pandora, dice: non sono il fleximan legale, ma è una battaglia di tutti. Non mi sento il flexman legale, ma ho fatto una battaglia per me e per gli utenti ai fini del rispetto della legalità. Una battaglia personale che è diventata una battaglia cui tutti possono usufruire. Da avvocato civilista, Andrea Nalesso sa benissimo di aver scoperchiato un vaso di Pandora. È lui infatti l'uomo del momento nella duplice veste di multato e legale. È il 2020 quando Nalesso si trova in tangenziale a Treviso, direzione paese, all'altezza di Sant'Angelo, il flash. È stata accertata una velocità di 96,4 km orari, considerando la tolleranza di 5 km ho sforato di 1,4 km il limite di velocità ivi consentito. Proprio in quei giorni erano uscite già delle sentenze dei giudici di pace che riguardavano la regolarità e la mancata omologazione delle apparecchiature autovelox. E quindi ho approfondito la questione e ho ritenuto opportuno fare ricorso. Ricorso che fa leva quindi sulla differenza che intercorre tra autovelox autorizzato e autovelox omologato. Mentre una circolare ministeriale li considera termini equipollenti, il codice della strada, che è legge e quindi di rango superiore, li distingue in modo netto, dicendo che da sola l'autorizzazione non basta. La lettera della norma parla chiaro, le procedure sono distinte, autonome e devono essere effettuate entrambe. Non è la prima volta che i tribunali affrontano il nodo, ma è la prima volta che si esprime la Cassazione. Però direttamente era la prima volta. Questo devo dire non è merito mio, perché è il Comune che ha ritenuto di adire il Supremo Collegio per verificare effettivamente la regolarità dell'accertamento. Un boomerang sostanzialmente? Sostanzialmente un boomerang, sì. Io non volevo scatenare nessun tipo di terremoto, non volevo creare questo pandemonio, a dire il vero, e mi auguravo che nel frattempo le autorità agissero di conseguenza. Nalesso si rivolge anche a Mario Conte e più in generale a quei sindaci ora in imbarazzo. Mi dispiace di questa situazione, vorrei che si risolvesse senza danni per nessuno, né per le autorità locali né per gli automobilisti. Tutto qua. Nel Vicentino a Schio una rapina in tabaccheria con un coltello, ferito il gestore e il malvivente è in fuga. Potrebbe avere le ore contate alla caccia all'uomo che giovedì nel tardo pomeriggio ha rapinato l'incasso di una tabaccheria a Magrè di Schio. I carabinieri sarebbero in possesso di informazioni utili per la sua cattura. Un'azione lampo la rapina che si è svolta in pochi minuti. Un giovane di circa 20 anni è entrato nell'esercizio commerciale con il capo coperto da un cappuccio e travisato in volto. Con un coltello avrebbe subito minacciato il titolare che si trovava solo in quel momento nella rivendita di tabacchi e giornali di via Giambellino. Il movimento ha inizialmente preteso solo le banconote di piccolo taglio, per poi invece arraffare tutto, tentando infine di fuggire. Il tabaccaio però, passato l'iniziale stupore, non si è dato per vinto. Quando è uscito poi l'ho rincorso gridando praticamente soccorso. Quando ha girato l'angolo, ha inforcato la bicicletta, ho preso un po' di coraggio, l'ho rincorso, ho preso la bicicletta, in quel momento siamo caduti, io ho avuto un po' di ammaccature e lui in quel momento in cui è fuggito ha perso una parte della refurtiva ed è fuggito a piedi. È intervenuto un ragazzo che abita lì di fronte a rincorrerlo, però so che non è riuscito a prenderlo. Immediato l'arrivo delle gazzelle dei militari che hanno iniziato le ricerche del rapinatore. Il tabaccaio fortunatamente ha riportato solo ferite lieve, guaribili in pochi giorni. Questa mattina era presente al lavoro come sempre, alternandosi nella gestione con la moglie Angela. La reazione inaspettata del gestore ha sorpreso non solo il malvivente che ha dovuto rinunciare ad una parte del bottino, ma anche lo stesso tabaccaio che non aveva mai vissuto un'esperienza simile. Sono stato sempre tranquillo. Diciamo che un po'
Il giorno dopo, ripensandoci, è stato un discorso un po' diverso a livello di tensione, però in quei momenti lì sono stato tranquillo e forse è quello che mi ha un po' aiutato anche a questa reazione insolita, però ecco. Lo rifarebbe? Non lo so, dipende dalla condizione. La bicicletta, impiegata dal rapinatore, è risultata poi rubata, ma le informazioni fornite ai carabinieri dai proprietari avrebbero permesso di circoscrivere drasticamente il numero dei sospettati. Un episodio isolato, forse l'azione di un tossicodipendente, secondo il tabaccaio, che non intende cambiare comportamenti ed abitudini. Un po' di attenzione in più per quello che riguarda la sicurezza, però non cambia niente, proseguiamo. Poi qui abbiamo un paese in cui, diciamo, posso dirlo, tutti ci vogliono bene, le persone ci sono vicine. Nel Padevano una 83enne è stata aggredita dai suoi cani di grossa taglia, le sono state amputate le braccia. Aggredita in casa dai suoi 5 cani di grossa taglia, un'83enne padovana ha subito lesioni gravissime dopo essere stata assalita dai suoi 5 mastini e ha perso entrambe le braccia. L'anziana è stata soccorsa dopo l'intervento dei carabinieri di Padova nella sua abitazione di Mortise, quartiere della periferia di Padova. I militari, quando sono entrati nell'appartamento, hanno trovato l'anziana a terra priva di sensi. Hanno dovuto allontanare i cani e hanno chiamato subito i soccorsi. Trasportata d'urgenza in ospedale a causa delle gravi lesioni dovute ai numerosi morsi, l'83enne ha subito l'amputazione dell'intero arto superiore destro e dell'avambraccio sinistro. L'anziana è stata ricoverata in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Ancora da capire cosa abbia scatenato l'aggressione dei 5 cani che da tempo vivono nell'appartamento dell'83enne. Siamo alla politica con Rachele Scarpa, deputata trevigiana del PD, che risponde alle accuse di essere stata finanziata da Agenda, che sarebbe vicina al magnate ungherese George Soros. Nessun problema a confermare che nella campagna elettorale del 2022 e nei termini di legge previsti ho avuto, come molte e molti altri candidati del campo progressista, un sostegno dall'associazione Agenda. È la deputata trevigiana Rachele Scarpa, con una nota, a cercare di mettere ordine alle notizie che hanno associato la sua corsa elettorale alla figura del magnate ungherese George Soros. Sorpresa quasi dalla notizia diffusa dal quotidiano Il Giornale, che ha tradotto in pagine documenti, come lei stesso conferma, assolutamente pubblici e trasparenti. I numeri: la somma è pari a 24.000 euro suddivisi in 2 tranche, 20.000 più 4, soldi utilizzati principalmente per produrre materiale video e cartaceo a sostegno della sua campagna elettorale. Agenda, continua Scarpa, è un'associazione italiana a cui sono iscritta da prima di essere deputata. La sua missione è quella di sostenere nel nostro paese e in Europa politiche di valorizzazione delle donne, battaglie sui diritti, che sono anche le mie battaglie. Preferisco, aggiungere la deputata trevigiana oggi a Roma per la manifestazione dei sindacati, accettare fondi da questi soggetti piuttosto che da imprenditori che hanno forti e legittimi interessi sul territorio. Torna Scarpa sul suo impegno a favore delle marginalità che, polemicamente aggiunge, fanno gola in politica solo a pochi finanziatori. Un incendio spento ancora prima di divampare, dunque. A soffocare gli ultimi focolai il comunicato della stessa Agenda, no profit, fondata dall'ex guru elettorale di Obama, Jessica Scherer, che definisce false e infondate le relazioni tra l'associazione e Soros. Un collegamento tra i due reso noto solo un mese fa dall'agenzia di stampa di N Kronos, quando la comunicazione di 2 versamenti per un totale da 1 milione di euro ad Agenda arrivò in Parlamento. Versamenti ad opera di una fondazione svedese presieduta da Daniel Sachs, vicepresidente dell'Open Society, fondazione che fa capo proprio al magnate ungherese. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Il telegiornale del Veneto, ben ritrovati, buonasera. Una multa, 2 denunce per i 2 turisti francesi che hanno colorato il Canal Grande da un vaporetto. Vediamo. Foglio di via da Venezia con daspo di 1 anno per violazione del regolamento di polizia comunale che vieta lo sversamento di qualsiasi sostanza in acqua, multe per almeno 500 euro a testa e denunce per ipotesi di reato che vanno dal procurato allarme all'interruzione di pubblico servizio. Mano pesante di questura e polizia locale di Venezia per la coppia di francesi di 57 e 48 anni che dal vaporetto sul quale si trovavano a bordo hanno sversato del liquido verde e rosso in Canal Grande,
forse fluorescina, una sostanza non tossica generalmente utilizzata dagli idraulici, sulla quale comunque sono in corso gli esami dell'ARPAV. D'altro canto il materiale da analizzare non manca, sono ben 6 le taniche trovate sul vaporetto. La coppia francese intanto sembra aver rivendicato da un lato la performance artistica, dall'altro il gesto di protesta ecologica, ma non risulterebbero né conosciuti tra le associazioni ambientaliste, anche se il condizionale rimane d'obbligo, né particolarmente noti negli ambienti artistici. E vista l'esposizione mediatica di cui gode Venezia ancora di più nel periodo della Biennale, il pericolo, dopo una protesta analoga di Extinction Rebellion Italia nel novembre scorso, è proprio che si moltiplichino i fenomeni di emulazione, magari di artisti o aspiranti tali in cerca di facile pubblicità. Cameriere di Conegliano restituisce un portafoglio, dentro c'erano 360 euro, lo abbiamo incontrato. Qui era seduta la signora? Sì, era qua seduta con un'altra signora e poi appunto quando si è alzata ha dimenticato il portafoglio, mi sono accorto e sono andato insomma a riconsegnarglielo e niente, mi sembrava giusto fare una cosa del genere, tutto qua. Nel centro storico di Conegliano si è verificato un episodio che ha riscaldato i cuori e dimostrato che l'onestà e la generosità sono ancora ben presenti nella nostra società. Lorenzo Freschi, dipendente della pasticceria centrale di via 20 settembre, ha dimostrato tutta la sua onestà quando ha restituito senza esitazione il portafoglio dimenticato da una cliente affezionata. Il 27enne, senza neanche aprirlo, ha restituito il portafoglio alla donna, dimostrando che per lui l'importante era solo consegnare l'oggetto smarrito alla sua legittima proprietaria. Lei è rimasta piacevolmente colpita. Sì, perché poi appunto c'era una somma di denaro consistente all'interno e quindi non si era accorta di averlo dimenticato e quindi ha apprezzato il gesto. Quando la cliente ha ripreso possesso del suo portafoglio ha scoperto che all'interno c'erano tutti 360 euro, oltre ai suoi documenti e alle carte di credito. Questo gesto ha toccato profondamente la donna, che ha voluto ricompensare il cameriere per il suo nobile gesto. L'onestà di questo ragazzo va premiata, ha detto, e poi? Sì, c'è stata Le ha dato una mancia? Sì, mi ha portato una busta, io non ero qui presente nel momento che è arrivata, però poi me l'ha fatta recapitare. Questo gesto ha dimostrato che ci sono ancora persone come Lorenzo che incarnano i valori dell'integrità e della solidarietà. Clienti sbadati devono sperare di trovare camerieri come lui. Spesso, insomma, i clienti sono un po' distratti. Perché poi magari, non so, c'è tanto lavoro, c'è domenica, insomma, la gente si è un po' più... Capita che magari si distragga con i bambini o cosa e quindi capita, sì, ogni tanto, sì. L'oggetto più prezioso che lei ha trovato? Telefonini di solito. Di solito sì, sono telefonini magari di ultima generazione. E allora noi con questa bella notizia ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. È un weekend movimentato dal punto di vista meteorologico. Un nuovo vortice ciclonico sfiora il nostro territorio causando una lieve instabilità. Vediamo il dettaglio di domenica 21 aprile. Sul Veneto fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. A seguire possibili precipitazioni sui rilievi e localmente fin verso le zone limitrofe. Quota neve attorno ai 1100-1200 metri. Temperature con andamento irregolare, minime tra 3 e 8 gradi, massime comprese tra 13 e 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente più sole, nel pomeriggio possibile qualche precipitazione a carattere sparso, tuttavia meno probabile sulle zone costiere. Temperature minime sui 4-6 gradi, massime intorno ai 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato inizialmente, poi possibili piogge specie dal pomeriggio sera. Temperature minime sui 3 gradi, massime sui 15-16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.